Una via commerciale, militare e religiosa che unisce da 2000 anni le sponde dell'Adriatico a quelle del Danubio. È la strada romana Via Claudia Augusta che da Altino sull'Adriatico e da Ostiglia sul Po giungeva proprio fino ad Augusta in Baviera. Fu il primo collegamento stradale in età antica tra nord e sud Europa, tra mondo latino e mondo germanico. Questa antica via rivive ora, attraverso un'iniziativa della Regione Veneto, una nuova stagione grazie anche ai numerosi turisti che la percorrono a piedi o in bicicletta. Il percorso della via Claudia Augusta si divide a Trento in due rami. Uno scende fino ad Ostiglia attraverso la valle dell'Adige, l'altro, passando per Feltre, percorre anche la Marca, come in questo tratto a Cison di Valmarino, un percorso ideale per chi oggi sta recuperando la voglia di camminare, di stare in mezzo alla natura, fra storia, cultura e religione. La via militare, che è questa via che parte da Altino, passa per Castelbrando, per Zumelle, Cesio, eccetera, che poi attraversa il passo di Praderadego con proprio dei pezzi di strada ancora romana, è la più bella e fantasiosa, nel senso che il turista che può andare a piedi, può andare anche in bicicletta, veramente attraversa dei paesaggi lungo i quali ci sono tutta una serie di ristorazioni, di possibilità di soggiornare eccezionali, che proprio enfatizzano che cos'è l'Italia, che cos'è il nostro Veneto. Castelbrando era nella Roma, diciamo, dell'imperatore Claudio Augusto, era una stazione di posta. C'era un castrum, c'era un tempio votivo e c'erano naturalmente le terme che oggigiorno sono restaurate e si possono usare, vengono usate dai turisti. Un cammino dalle molteplici potenzialità in grado di unire tre nazioni, Italia, Austria e Germania. I turisti avranno l'opportunità di sperimentare la cucina del territorio, ma anche di fare un tuffo nella storia. Noi facciamo ancora la cucina medievale, ogni tanto delle cene così, e naturalmente abbiamo un certo flusso di ospiti.